Parliamo di questa comunità economica energetica che la vostra associazione, l'Assotendi di Agrigento, mette a disposizione. Ecco, cosa deve fare una persona, un utente, per saperne di più? Allora, come ben sapete, il mercato energetico ormai è tutto privatizzato, per cui l'Assa Utente a carattere nazionale ha creato dapprima un gruppo d'acquisto per dire al gestore le nostre condizioni, che ha accettato regolarmente e quindi, bene o male, insomma, si risparmia un qualcosina in bolletta. Adesso abbiamo creato anche una CER a carattere di fondazione, cioè una comunità energetica rinnovabile a carattere di fondazione solidale. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel nostro gruppo d'acquisto può entrare anche chi già produce energia, cioè chi ha già un impianto fotovoltaico, ad esempio un impianto di 6 kW produce mediamente 4.500 kW all'anno di energia, ne consuma 3.000, gli altri 1.500 il GSE glieli rimborsa e glieli paga. Allora interviene in questo caso la CER di Assa Utenti che dice al produttore che è anche consumatore: questi 1500 kW in più tu li metti a nostra disposizione in maniera che noi possiamo servire coloro i quali non hanno la possibilità o economica o strutturale in qualsiasi modo di poter avere un impianto fotovoltaico. Per cui noi questi 1500 kW che tu produci in più te li paghiamo ancora con un 30% in più e tu li metti a nostra disposizione. In questo modo chi può ricevere, il consumatore che riceve chiaramente questi 1500 kW, si vede ridotta la bolletta anche del 20, 30, anche del 50% a regime completo. Quindi è una cosa bellissima. Chiunque abbia voglia di fare solidarietà per di più senza perderci neanche una lira, ma anzi guadagnandoci, può tranquillamente entrare nel nostro gruppo d'acquisto e mettere questi kilowatt in più a disposizione di chiunque ne abbia bisogno. Ecco, a chi rivolgersi? Ed è, allora, bisogna rivolgersi alla Assotente Agrigento, il tutto a carattere gratuito, assolutamente gratuito, sia ingresso che uscita, chiunque voglia entrare o chiunque voglia uscire a un certo momento della storia può tranquillamente uscire, è tutto assolutamente gratuito, nessuna spesa e quindi più facile di così, insomma, è proprio solidarietà verso gli altri, tutto questo, nulla di più. Per i nuovi impianti eventualmente? I nuovi impianti, ecco, per aderire alla CER, l'impianto deve essere stato creato dopo il 2021 e non deve essere stato aiutato dal super bonus o da altri incentivi fiscali da parte dello Stato. Quindi, ad esempio, ma c'è anche chi volesse produrre di suo l'energia, può rivolgersi anche a noi, perché noi mandiamo i tecnici, tutto quanto per fargli un impianto sartoriale, proprio a misura d'uomo, secondo i propri bisogni. È meraviglioso, cioè poter fare solidarietà non perdendo soldi, anzi guadagnandoci, mi pare che sia la cosa più bella di questo mondo.